Rifondazione Comunista, in collaborazione con il Movimento Democrazia Autonomia, ha tenuto un convegno intitolato Basta Acea presso la sala consiliare del comune di Sora. I responsabili di Rifondazione e Dema hanno invitato tutta la cittadinanza a partecipare e ad indossare per l'occasione i gilet rossi Basta Acea in segno di protesta. Obiettivo dell'evento: ascoltare e capire direttamente da chi è vicino all'amministrazione comunale di Napoli, ovvero Giovanni Montoro della segreteria nazionale Dema, come il comune partenopeo sia riuscito a tenere pubblica sia la proprietà delle infrastrutture che la gestione dell'acqua, in risposta all'esito referendario avvenuto nel lontano giugno 2011. Io porto la testimonianza del Comune di Napoli, che è stato uno dei pochi comuni d'Italia, se non l'unico, che all'indomani del referendum in cui gli italiani, milioni di italiani si sono espressi per la gestione pubblica del ciclo integrale dell'acqua, ha attuato quello che diceva il referendum costituzionale, cioè ha portato, ha ripubblicizzzato il servizio idrico integrato. Noi a Napoli abbiamo ABC, una società speciale a totale capitale pubblico, che eroga i servizi idrici per l'ambito di riferimento. Questo è stato un grande risultato, nonostante dal 2013 è stata costituita questa società, i bilanci sono in attivo, abbiamo il livello delle tariffe più basse d'Italia e soprattutto abbiamo una gestione, una governance che è in mano al Comune di Napoli. L'acqua non può essere una merce, ma è un diritto per i cittadini, perciò noi riteniamo che il modello Napoli possa essere esportato anche nel resto d'Italia. Anche nella nostra provincia c'è un forte disagio, si aggiunge anche il ricatto dell'Acea che addirittura stacca i contatori su un bene primario indispensabile come l'acqua, che a nostro avviso deve necessariamente essere ripubblicizzata e quindi occorre evitare a qualsiasi titolo il controllo della gestione privata. Inoltre, insieme a Mario Antonellis del Coordinamento Provinciale Acqua Pubblica di Frosinone, si è voluto fare chiarezza sugli insostenibili disservizi del gestore idrico Aceato 5 e sugli investimenti non ancora effettuati su una rete idrica Colabrodo che disperde così ingenti quantità d'acqua potabile a discapito dei cittadini. Qui ci sono delle lobby a livello non soltanto nazionale ma internazionale che sull'acqua stanno lucrando. Figuriamoci se mollano l'osso, se lasciano sfuggire questa possibilità di guadagni sul bene comune per eccellenza. La mercificazione dell'acqua è una cosa scandalosa, abbiamo una necessità, quella di sollevare gli animi, perché è nella prospettiva immediata la discussione, finalmente dopo 8 anni, in Parlamento della legge sulla ripubblicizzazione dell'acqua. Ora ci aspettiamo che questa cosa venga effettivamente discussa, che non venga stravolta e soprattutto a livello politico che venga fatta prima delle elezioni europee, perché considerando le motivazioni e i vari appetiti che ci sono dietro, se questa cosa non dovesse essere tradotta in una effettiva legge prima delle europee, la vedo dura. Il popolo in questa nazione si è già espresso con il referendum dell'acqua pubblica, dove ha votato in maniera convinta e maggioritaria per la ripubblicizzazione di tale servizio. In provincia di Frosinone si può fare, lo hanno fatto in una città molto più grande, una metropoli, quale Napoli. In molte zone vengono fatte pagare le fogne e non hanno le fogne, tutto questo è una grandissima ingiustizia ed ecco perché la gestione deve tornare assolutamente pubblica per il bene dei cittadini.